Più di 20 anni in un pallone, più di 20 anni ad aspettare quel rigore, per poi scoprire che la vita era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino, che a noi già quello sembrava un segno divino. Era cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito e poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. Era cadere e rialzarsi ascoltando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere mai l'uomo dietro il campione. E poi c'è tutta la passione, quella cieca e folle determinazione che la destinazione a volte è un'ossessione, e cicatrici e trofei a ricordarti chi sei stato e cosa sei, e maglie stese ad asciugare sul filo di un destino che oggi può cambiare. E lì a cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito per poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. E poi cadere e rialzarsi accettando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere mai l'uomo dietro il campione. Che poi Roberto in fondo tutto questo amore è pure figlio del coraggio
grazie. Un saluto a tutto il pubblico, a tutti i genitori che hanno portato i loro figli qui a Macerà. Spero che l'accoglienza sia stata gradita e per questo tipo di organizzazione volevo ringraziare la SD Macerà per quello che ha fatto, perché penso che oggi i volontari, i genitori, la società, tutti hanno lavorato alle cucine. È da giorni che si organizza questo evento, il tempo è stato clemente proprio perché i vostri figli potessero divertirsi oggi, giocare a calcio da questa mattina fino a quest'ora, e credo che insomma lo spettacolo sia stato gradito da tutti quanti. Quindi un ringraziamento, grazie a Marco lo speaker che non ha mai smesso di incitare qualunque squadra, e grazie a questi atleti che oggi vi siete divertiti, ci avete fatto divertire, continuate così, ma lunedì si rivà a scuola, ricordatevelo. Bene, grazie alla società, al presidente, e ci rivediamo sicuramente l'anno prossimo.